La visione del paradiso di Gesù e di Maria e di Dio Padre di Colton Burpo e di ritratti mistici di Achiane Kramaric. Salve a tutti carissimi, oggi voglio raccontarvi una storia che ha dell'incredibile. Questa storia ha come protagonista un bambino americano, Colton Burpo, il quale era nato nel 1999 e nel 2003, all'età di soli 4 anni, fu colto da un'appendicite che ben presto divenne peritonite. Il bimbo venne ricoverato d'urgenza in ospedale, ma le sue condizioni, nonostante il disperato tentativo dei medici di salvargli la vita, peggiorarono sempre di più ed il bambino per 3 minuti fu dichiarato clinicamente morto. All'improvviso però il bambino si riprese miracolosamente e quando fu in grado di parlare raccontò che durante quei 3 minuti in cui il suo cuore si era fermato, aveva avuto una visione del paradiso. Colton ha raccontato di aver visto benissimo dall'alto i medici che si affannavano intorno a lui per salvargli la vita. Egli racconta che incominciò a librarsi nell'aria e che la sua anima si staccò dal corpo e si trovò a un certo punto in braccio a Gesù, che lo accolse su un cavallo color arcobaleno e, vedendolo molto impaurito, disse agli angeli di cantare per rassicurarlo. Vide inoltre la Vergine Maria inginocchiata di fronte al trono di Dio. E dunque vide anche Dio indaffaratissimo, disse il bambino, dietro ad una scrivania. Egli disse che Dio è grandissimissimo e che ci vuole veramente bene. Egli aggiunse di aver visto anche una luce, quella, secondo le sue parole, saettata o sparata dallo Spirito Santo sugli uomini. Egli racconta di aver visto anche il maligno, però di quest'ultimo non è mai riuscito a raccontarne realmente l'incontro. I genitori, quando ascoltarono il suo racconto, rimasero un po' perplessi e veramente non ebbero alcuna intenzione di credere alle sue parole, però poi nel racconto che fece il bambino ci furono degli elementi dei particolari che indussero i genitori a pensare che il bimbo non avesse sognato, ma avesse avuto una visione reale, veramente di Gesù, di Maria e di Dio. Infatti il bambino raccontò che in questo luogo, paradisiaco, egli aveva incontrato anche i suoi nonni, i suoi bisnonni, che in realtà lui non aveva mai potuto conoscere perché erano morti prima che lui nascesse. E inoltre raccontò, del nonno, il quale gli aveva parlato di un litigio che aveva avuto con suo padre, di cui il bambino non poteva essere a conoscenza perché suo padre non gliene aveva mai parlato. Ma la cosa che destò la meraviglia dei genitori fu quando Colton raccontò di aver visto la sua, sorellina mai nata, che la mamma aveva abortito spontaneamente a causa di complicazioni durante la gravidanza, al secondo mese di gestazione. Questo episodio non era mai stato raccontato al piccolo Colton per paura, insomma, che il bambino si impressionasse. Colton disse di aver incontrato la sua sorellina proprio in questo luogo paradisiaco, cullata da Gesù e da Maria. Quindi disse anche, riguardo alla figura di Gesù,
che Gesù era molto bello e che aveva dei segni sul corpo. Disse anche che Gesù lo aveva rimandato sulla terra grazie alle preghiere di suo padre, che aveva pregato incessantemente per la guarigione del figlio. La cosa che lascia più stupiti, in tutta questa vicenda, da cui tra l'altro è stato tratto anche nel 2014 un film intitolato Il paradiso per davvero, è che il piccolo Colton ha riconosciuto nei quadri fatti da una pittrice americana che si chiama Akiane Kramaric il volto di Gesù che egli dice di aver visto in paradiso. Akiane Kramaric è una pittrice nata nel 1994, la quale sin da piccolina ha iniziato ad avere tutta una serie di visioni mistiche del paradiso, di Gesù, di Maria e ha cercato, di riprodurre queste sue visioni mistiche in dei quadri bellissimi che, sono ammirati in tutto il mondo. Ecco quanto, Akiane Kramaric rappresenta nelle sue pitture di quelle che sono le sue visioni di, Gesù, di Maria e del paradiso. Buona visione.